Buongiorno a tutti ragazzi, stanotte la terra ha tremato fortemente a Napoli, quindi è avvenuto questo all'1:17 di stamattina, diciamo, quindi un forte boato e un lungo, diciamo, sussulto ha svegliato bruscamente gli abitanti della zona Flegrea. Diciamo che l'epicentro è stato nella zona di Pisciarelli ad Agnano, quindi è stata valutata una magnitudo di 2,8. Ciao avvocatella, buongiorno. Quindi scossa di magnitudo di 2,8, epicentro zona Pisciarelli, Agnano, profondità 1,8 km, quindi si è sentita molto bene. Ciao Massia, ciao Marco. Quindi ragazzi, 2,8 la scossa, ha una profondità solo di 1,8 km, è stata una specie di bomba. Sì, sì, Agnano dove fanno la pasta, sì, sì. Diciamo è stata avvertita da tutti quanti perché si tratta di un'energia, ragazzi, superficiale, quindi in superficie, e si tratta del sisma più forte, diciamo, degli ultimi tempi, in effetti, dagli anni 80 più o meno. Sì, sì, la zona Pisciarelli di Agnano, sì, sì. È durato anche diversi secondi e si è sentito in tutta la provincia, diciamo, non soltanto vicino alla Solfataro, a Pozzuoli, no, e si è sentita in tutte, diciamo, le province di Napoli, quindi Bagnoli, Fuorigrotte, Bagol, Ligola, un po' dappertutto, diciamo. Quindi è stata addirittura rilevata dai sensori nel Matese, quindi non si segnalano perlomeno danni, ma solo, diciamo, la grande paura, perché giustamente 2,8 non è che sia chissà che, però a 1,8 km di profondità è pazzesco quasi. Quindi diciamo che è pochissimo proprio, cioè, come si dice in napoletano, è proprio un gop un gop. Cioè, quindi penso che 2,8 è come se fa una scossa di 5 a 20 km di profondità, è uguale, la stessa sensazione si sente, diciamo. Quindi questa qui è stata sentita da tutti perché è troppo, diciamo, poco profondo. 1,8 km è quasi, diciamo, una bomba che è stata sentita. Sì, grazie, quella è la cosa, non è l'intensità 2,8, è proprio, diciamo che è un gop, cioè 1,8 km, si è sentita bene, è come se ho detto bene io, se fa una scossa di magnitudo 5 a 20-30 km equivale a una di queste qua di 2,8 però con profondità, diciamo, 1,8 km. Quindi tutti quanti si sono svegliati, giustamente chiamati, sì, sì, si sono tutti svegliati, hanno chiamato vigili, carabinieri, hanno chiamato quasi di tutto, quindi già immagino che sono scesi insieme. No, non l'ho sentita io, difatti una mi avete mandato un messaggio sul cellulare, ringrazio la signora che me l'ha mandata, ma lei lo sa, non faccio il nome perché ce l'ho registrata col nome vero, quindi però è una che sta sempre con noi qua. Quindi la ringrazio di avermi mandato questa cosa, quindi non dico il nome perché su YouTube ci sta il nickname, come dico io, quindi non è quello lì vero. No, non si tu, so dare rit. Dicevo avvocatello, no? Tu mica ti chiami avvocatello, poi a finale. Quindi diciamo ragazzi, sono andato a controllare sull'IGV poi e diciamo voglio vedere adesso se mi dà qualche altra cosa l'IGV, che questo lo sto facendo in tempo reale. Ho visto questa cosa, no, allora ci sta una scossa ragazzi alle 3:30 da matrice, quindi magnitudo 2, magnitudo 2,7 alle 3:20 costa siciliana, ed eccola qua quella di Napoli, magnitudo 2,8 Pozzuoli. Siamo, no, no, non ce ne stanno più. Voglio vedere di meno però. Quelle là magnitudo tutte. Può essere che ci stanno a livello di bradismo, voglio dire, confine, accumulo, sellana, panettiera, matrice, costa siciliana, eppure la matrice, pure la matrice si sta muovendo.
No, no, Marco, perché sto controllando, no. Ah no, eccola qua, aspetta un attimo, aspetta. Subito dopo, all'1,50 c'è stata una di 1,5, quindi ce ne sono state due, ragazzi, non una. Ciao Diego, buongiorno. Sì, ce ne sono stati due, in effetti, eccolo qua, l'ho trovato. Allora, 1,17, magnitudo 2,8. Poi 1,50, magnitudo 1,5, la stessa posizione, quindi sono due le scosse. Voglio vedere quest'altra qua, che profondità. Fammi vedere, questa qua di 1,5, anche leggera era, 3 km in effetti, di profondità. Quindi diciamo ci sono state due scosse, no una. Quella di 2,8 è stata quella che ha fatto sentire bene bene, 1,8 km, quindi diciamo che è stata sentita quasi dappertutto, quindi dalla Napoli, Pozzuolo e provincia. Addirittura l'ha registrata il Molise, diciamo, vabbè, dire la scusa è buona, no? Non si è potuto andare a scuola, che sacrifici dire, eh? Scherzo. Comunque ragazzi, stanotte si sono messi paura sicuramente, perché diciamo sto vedendo sui vari siti di Napoli tutti quanti allarme a Napoli qua là, e la gente in strada, tutte, sa, tutte queste cose così. Comunque la scossa c'è stata veramente, quindi non è che se la sono inventati, quindi però immagino la paura delle persone a Napoli, Diego, che giustamente lì ci sta il Vesuvio, ci sta i Campi Flegrei. Allora già là quando incominci a sentire qualche botta dici che sta succedendo. Diciamo che il pensiero va sempre a quei due mostri, diciamo, quindi il Vesuvio e il Campo Flegrei, diciamo che sono quelli che sono i mostri, diciamo, della zona, quindi non è anche il terremoto lì in sé per sé che fa paura, ma proprio queste due cose. Quindi a Napoli il terremoto non se ne importano. Sì, sì, dopo controllo, Antonio. Napoli, Diego, è esattamente a Pisciatelli, Agnano, dove fanno la famosa pasta di Agnano. Quindi diciamo che tutti i siti, stanno tutti quanti, Napoli terremoto oggi, forte scossa sveglia bruscamente gli abitanti. Franci, tu l'hai sentita la scossa, sì? Dici tu, bradisismo? Terranova a Napoli, scosse nella notte per magnitudo, scossa di terremoto, sì, comunque internet ne è pieno, ragazzi. In GV, diciamo sì, sì. Sveglia la persona nella notte, sì, zona fregrea comunque dicono. L'epicentro purtroppo è a Pisciarelli, a Agnano, quindi non possiamo dire se è stato il Vesuvio oppure i Campi Flegrei, anche perché ragazzi ricordatevi, come ho sempre detto, i Campi Flegrei hanno una caldera di 60 km larga e lunga, quindi diciamo che comprende un po', non dico tutta Napoli perché sarebbe troppo esagerato, però una buona parte di Napoli sta sotto, come dire, sotto una... è come se fosse sotto una pentola va, a pressione. Quindi diciamo che tutta una bella fetta di Napoli sta sotto al magma, diciamo così, va, per essere più precisi, no? Se no dobbiamo usare delle parole che è meglio che dove non capiamo, quindi è meglio parlare bello bello facile facile. Quindi diciamo che una buona fetta di Napoli sta sotto l'acqua bollente, diciamo così. Quindi anche uno spostamento del magma può causare, no, tranquillamente, secondo me. No, no, qua Diego è nuvolosa la verità, nulla di più. Un tempo scemo, come dico io sempre. Ma non fa più freddo come l'altro, diciamo l'altro ieri e ieri. La temperatura è salita. Difatti, l'altro ieri io me ne lamentavo, ho detto qua fa freddo e giritto, mamma mia. Stavamo a 6-7 gradi. No, ma ti credo, Francesco, io mo l'ho visto sta cosa, paura a Napoli, e sono andato a vedere un attimo, quindi diciamo stanotte stavo sveglio comunque e non ho sentito nulla, la verità.
quindi diciamo che se l'avrei, stavo sveglio, quindi credo che si sia sentita solo nella provincia di Napoli e Napoli, diciamo quella zona lì, anche perché a Salerno sono 52 km esattamente da lì, quindi non è che è vicino vicino proprio, però la gente ha paura, ragazzi, per il fatto del Vesuvio, dei Campi Flegrei, diciamo che non è nemmeno. Sì, sì, andò. Non è nemmeno il problema del terremoto a Napoli, e là la gente ha paura del Vesuvio, quindi è quella la paura. Figuratevi se avevano paura del terremoto. Quelli, quando sentono una scossa, la prima cosa che pensano, ragazzi, il Vesuvio. Non è neanche il problema del terremoto. No, io l'ho visto, Jasmine. Sì, sì, l'ho visto, Jasmine, MSS, SMS, sì, sì. E sul Maturietto, Francesco, dice non si mangia? Tu come dici, si mangia a mezzogiorno. Lo so, guarda, Francesco, secondo me deve essere una brutta sensazione. Io mi ricordo solo il terremoto, quello dell'82, che ero piccolino a Salerno. Poi, fortunatamente, non ho vissuto mai una esperienza così, diciamo, un terremoto, non l'ho mai sentito. A parte ero piccolo all'epoca, quindi non è che mi ricordo però, eh. Però adesso che sono grande, fortunatamente facendo corn, terremoti non ne ho sentiti fino adesso, quindi speriamo che non ne sente proprio. Quindi non mi è mai capitato, diciamo. Solo una volta ha fatto il terremoto qua, io ho visto il lampadario muoversi, quindi 2 anni fa mi pare. Me ne sono accorto, cioè non me ne sono accorto per caso perché vedevo il lampadario che si muoveva. Ma in Calabria il tempo secondo me sarà maltempo, guarda Diego, mo te lo dico subito perché so che deve arrivare un po' di maltempo, pure qua a Salerno in effetti. Eccolo qua, allora. Diciamo, oggi potrebbe essere lievi rovesci. No, allora, da giovedì in effetti, Diego, da giovedì 12 si può cambiare pure a livello di nevischio, quindi 7 gradi, 4 gradi, 5, 6 gradi, pioggia e neve, pioggia e neve, pioggia e neve, però dal giorno 12 dicembre, quindi la prossima settimana potrà anche fare un po' di nevischio, non neve neve, però pioggia mista a neve, quindi diciamo che come vi avevo detto già deve arrivare questo ciclone polare che tutti quanti hanno detto, quindi che colpirà il nord inizialmente con la nebbia da lunedì come abbiamo detto già ieri, invece il centro-sud con pioggia e anche neve, diciamo, sulle parti alte però, quindi parta dai 1000-1200 metri. Invece a nord poi da giovedì, venerdì in poi anche a bassa quota sui 500-600 metri, quindi potrà forse farlo pure in città tipo come Firenze, che ne so, come Milano, Torino Centro. Già, diciamo, al nord Italia, tutte le Alpi, Prealpi, l'Appennino tosco-emiliano già sono piene di neve, quindi tutte come si chiamano? Le stazioni sciistiche già sono piene di neve, quindi già stanno lavorando bene perché è piena. Ciao Eufrasia, buongiorno. No, io mi ricordo quello dell'82-83, non mi ricordo bene, comunque quello lì. Qual è la città più bella secondo me? Ma non si tratta di città più belle, guarda Diego, secondo me le città più belle, secondo me io ho girato tante città, quindi ti posso garantire quali sono le città più belle, non è una sola, perché ti direi una bugia, una sola. Allora, Napoli sicuramente, la può sapere che diceva la mia. Napoli sicuramente, ragazzi. Napoli è una città che non credete a quello che vi dicono che è pericolosa, così, così. No, no, no. Oppure qualcuno crede che va a Napoli, lo rubano, fanno la rapina. No, no, sono tutte storie che vengono inventate sul web. Accadono per l'amor di Dio, però non pensate che andate a Napoli e come scendete dall'autobus, dal treno.
vi rubano che non esiste proprio, quindi questa è fantasia. Però se ti devo dire tutte le città, ed in effetti io ho girato tutte le città, diciamo quelle che conosco, poi sono tutte belle, però se dovrei fare una scelta, Napoli, Roma, Firenze, Milano no, perché Milano è caotica, non mi piace. Poi troppi motorini, non si capisce nulla. Io parlo anche del mangiare, quindi fa conto che io metto conto pure il mangiare in mezzo, quindi non faccio solo la città come bellezza estetica, capisci? Faccio pure quello e quello. No, Marco, Piacenza no. Eh, Torino nemmeno, eppure ci sono stato un sacco di giorni. Sì, mi piace, però non la metterei, diciamo, nella lista perché è caotica pure lei. In effetti, se vai a Torino Centro ci sta un casino esagerato e il mangiare comunque non è proprio beh. E l'Emilia Romagna, ad esempio, si mangia benissimo, ragazzi, quindi alcune città dell'Emilia Romagna si mangia bene. Ciao, incoronata, sì, tutto a posto, sì, grazie. Spero lo stesso. La Sicilia, ragazzi, Palermo e Catania sono da andarci. F è buono. La Sicilia si mangia bene, ragazzi. Palermo e Catania sono città a parte belle, ma si mangia pure buono. Quindi io, l'orta, no, sta facendo tutte cose strane, ma di pian, avvocato, è come i film che mi fanno, avvocato, mo mi sta scoprendo in città proprio, mamma mia. In Friuli Venezia Giulia, ragazzi, non ci andate perché non si mangia bene, gente in ospedale, mo si end. Sì, sì, l'anduia l'ho venduta, l'ho mangiata, sì, sì, ho fatto la sagra del peperoncino in Calabria. Tutto bene, Carmine. Spero lo stesso per te, dalla Cina. Sei andato un po' vicino, ti sei allontanato un po'. Che pazienza, Conte. Diciamo che queste sono le parti più... In Puglia si mangia bene, ragazzi, quindi anche la Puglia si mangia le bombette pugliesi, in Abruzzo gli arrosticini abruzzesi. Diciamo che un po' tutte le regioni, ragazzi, sono belle in effetti, quindi a differenza solo, ma non perché ce l'ho con la Lombardia, eh. In Lombardia non lo so, forse perché sono tutti concentrati dal lavoro, ragazzi, allora forse perciò non hanno questa passione per il cibo che noi abbiamo, meridionali, quindi diciamo che l'unica parte che non mi sono trovato bene è stata proprio lì. Sì, sì, l'ho detto, Francia la Puglia, non si mette, ci ho mangiato, le bombette pugliesi mi sono scassato. Quindi diciamo che ci sono posti dove il mangiare è santo, come Firenze, quando vado a Firenze, che ne so, la Fiorentina, queste cose qua. Sì, Villa San Giovanni la conosco, Diego, è bella, sì, sì, la conosco bene. No, Carmine, è tutto a posto. Quando diciamo terremoti 1,8, diciamo di profondità, la scossa di 2,8, quindi si è sentito buono. Però stanno tutto a buono. È sulla paura. Sì, francesi, Capri sì, però Capri è turistica, capì? Quindi si mangia bene, però là si paga pure parecchio, quindi è che è la differenza, quindi dobbiamo mettere pure prezzo, qualità. Capri, ad esempio, è per i turisti. Epicentro Pisciarelli, Agnano, dove fanno la pasta. Quindi diciamo che questo è il motivo. Ma figurati, Carmine. Quindi diciamo che tutte le regioni, invece, la Sicilia, ragazzi, potete mangiare sia dolce che salato, che alla fine del mondo. Poi la Lombardia ha detto no, come in Trentino Alto Adige potete mangiare la polenta, il goulash, diciamo queste cose qua. Quello che come manco mai incoronata che te ne fa, meno male. I coronati già teniamo a Francesco in giro, quindi facciamo attenzione. Diciamo che è così, quindi tutta lì, a Roma la Bacchio,
Sì, sì, Francia, chi il problema? Che è troppo caro. Cioè, tu vai là una bottigliella d'acqua 3-4 euro. Una Coca-Cola, penso che lo sai, se c'è stato, sai. Una Coca-Cola 5 euro. Cioè, è proprio da ladri. Però purtroppo quelli campano, questi 3 mesi campano così e quindi fanno quello che vogliono. Però qua dobbiamo mettere quello e quello. Sì, Venezia è bella, ragazzi. Allora, ci sono stato. È bella, però tutta quell'acqua, ragazzi, sinceramente, non è che mi dà fastidio, no, però quando piove, quando fa... perché sono capitato proprio in quel periodo, quando piove, è impossibile viverci lì. Diciamo che è così. No, avvocato, guarda, è così, ti giuro. Non è perché, cioè, non è vivibile nel senso che puoi viverci, vai là e trovi acqua allagata, magazzini allagati, perlomeno quando, ma poi vedo che è una cosa che capita spesso lì. Cioè là è per chi si va, chi si sposa, ragazzi, per i freschi sposi, vanno a fare fotografie là e buonanotte. Sì, sì, la Calabria è bella, non si mette in dubbio, specialmente proprio la zona quella là, Scalea, Maratea, tutta questa qua, a scendere giù, Gioia Tauro. Sono stato dappertutto in Calabria, quindi la conosco bene bene bene. L'acqua è bellissima, il mare è proprio uno specchio, quindi la so bene tutta la zona. E si mangia bene pure lì, però diciamo in tutta Italia, diciamo che... Ci sono posti dove si può mangiare. Il Reggio Emilia si mangia bene, ragazzi. A Parma ho mangiato bene. Diciamo che l'ho girata dappertutto. E anche la Sardegna, ragazzi, Cagliari, Nuoro, si mangia veramente buono. Lì a livello, quando sono andato lì ho mangiato la capra bollita, come la fanno lì. Ma guarda, l'ho girata quasi dappertutto. Diciamo, non è un problema di città, Anto. Diciamo, sono stato quasi ovunque, Crotone, Cosenza, diciamo, ci sono stato in queste qua, diciamo, nelle principali, poi Catanzaro, Tropea, Villa San Giovanni, a Capo Rizzuto, Gioia Tauro, a Paola, Pizza, Mante, Scilla, ma quasi dappertutto, quindi me le ricordo pure a memoria. Ma diciamo, poi dove sto più? La Mezzia Terme, Taurianova, poi che c'è stai più? Ma comunque diciamo nelle migliori praie a mare. Diciamo sono stato in tante diciamo parti di Reggio Calabria, quindi facevo le fiere, quindi facevo la sagra del peperoncino all'epoca lì. Quindi vendevamo prodotti piccanti. Però ci siamo anche fatti un giro, poi avevamo un giorno a disposizione, quindi arrivavamo, prendevamo casa e poi facevamo un giro, diciamo, per le città, diciamo, quindi l'abbiamo visitata pure. Ciao Antonino. Quindi è così a finale. Però tutte le città sono belle, ragazzi. La Lombardia pure sarà bella, solo che come dico io è sempre caotica, sempre casino. Ogni volta che sono andato a Milano, mai una volta una gioia che sono riuscito a parcheggiare, a fare una cosa così, quindi dovevo fare delle consegne per la mia ditta, ma mai una volta solo di lunedì, di martedì, di mercoledì, mai, ripeto mai, sono riuscito a parcheggiare facile, sempre motorini che ti arrivano, è come stare a Napoli centro, appena quando arrivi alla stazione, uguale. Poi a Napoli, una volta che te ne vai al Vomero, altre parti, sì, sì, sono stato a Palermo e Catania. E poi sono andato a Caltanissetta perché ci sta mia zia lì, quindi vado perché ci sta zia là. E ogni tanto vado lì proprio, però lì si mangia davvero bene, beh, è come stare a Napoli, a Salerno, le zone del sud. Là veramente tra dolci, cassate siciliane, cannoli, induo, come si chiama? La stighiola, pane cameus e tutte queste cose qua ci siamo per sempre ritirati a casa pieni pieni. Sì, Antori, la zia ogni volta che vado là, Antori, pasta casard.
Piatto tipico nazionale della zia. Oggi mi si pasta e sarde. Però è buono, la verità. Ogni volta che arriviamo ci fa pasta con la sarde. Poi la stigliola, ma pane con la meuse. Poi i famosi dolci, vabbè, i dolci il carrettino siciliano. Ogni volta ci ritiriamo con sto carrettino siciliano. Quindi la pasta di marturano, la pasta di mandorla, la voglia che ci sta. No, ma ragazzi, io guardate, ma vi dico la verità, sinceramente, no? L'Italia è tutta bella, ma indipendentemente da dove stiamo, eh. Però io sono stato in tutta l'Europa, perlomeno io parlo dell'Europa, ragazzi, non parlo delle altre nazioni. Sono stato, diciamo, in Thailandia, al di fuori, diciamo, dell'Europa. Sì, sono stato a Udine, sì, se c'è stato Friuli. Anche Friuli è bello, ho mangiato detto che ho mangiato bene il goulash. Sì, sì, è buona, già bene. Allora, al primo impatto ti sembra, quando la senti, pasta casata, ti metti paura. Poi quando te la mangi ci torni, no, no, è buona. Sì, avvocato, ti saluta Antonio. Mi dice non vede no, comunque stai in linea, avvocatella, Antonio. Diciamo che a primo impatto ti può sembrare strana, però poi quando incominci le prime forchettate ci torni, no, no, è buona. Quindi diciamo che tutta l'Italia è perfetta, ragazzi. Se andate all'estero, ragazzi, ve lo dico io, mangiate male e si vive male. Ve lo dice uno che c'è stato e quindi lo so com'è la vita fuori. Sono stato in tutta l'Europa, quindi non faccio distinzione. Ungheria, Austria, Cecoslovacchia, Romania, Polonia, Spagna, Francia. Le parti più brutte, secondo me, dell'Europa sono dove io faccio sempre il calcolo vita e mangiare, eh. Quindi faccio le due cose fondamentali. Sì, sì, ci stai pangrattato, sì, sì. Ma sono abituati così, avvocate, perché vogliono imitare la cucina italiana e poi al finale non fanno nulla. Ad esempio in Germania, io a Monaco di Baviera addirittura. E come Diego, vedi che hai scritto, come non mi fa commentare? Tu stai scrivendo, mo. No, non mi ricordo, anzi, ti dico la verità, se è passato tanto tempo, è capace pure che ci sono stato, non mi ricordo perché diciamo che a finale in Germania hanno fatto pasta e pomodoro col ketchup, quindi sconsiglio proprio vivamente di andare a mangiare italiano in Germania. In Germania se vuoi mangiare bene, mangia la carne. Quindi non prendere, non andare mai in nessun ristorante e dire voglio gli spaghetti con la pomarolo perché ti porteranno spaghetti con il ketchup, quindi lascia stare. Quindi se vai lì, prendi la carne di maiale, e la fanno bene, la verità, quindi non ti permettere di cercare tipo la pasta italiana, queste cose qua, no, no. Vai là, prendi un secondo con le patate. No, adesso io leggo, Diego. Poi, allora, Romania, Polonia e Russia, ragazzi, la maggior parte è zuppe. Quindi crauti, verze, tutte queste cose qua, quindi fanno un sacco di zuppe con i secondi. Quindi anche qui la pasta, ragazzi, la sconsiglio perché ho provato a comprarla. Se compri la barilla costa una botta di soldi lì, però che te ne importa, non è che ci devi vivere. Sì, sì, l'ho sentito, andò, sì, sì. Sì, sì, è buono, avvocate, però a lungo andare ti scocci, capi che voglio dire io? Sono buone le zuppe e cose, però lì e tutti i giorni era così, capisci? Non è che un giorno brodo, perché devo aspettare tutta una volta che sono stato lì, che stavo in albergo, hanno fatto la trippa con la zuppa di trippa, anche buona, bella forte, col piccante. Sì, sì, in Polonia, ad esempio, io ho visto fare una pizza con l'ananas doppia, cioè alta, mettono crema di aglio, crema di cipolla, sopra ci buttano ketchup, maionese. Diciamo che ci mettono di tutto, ragazzi. E calcolando dal mercoledì alla domenica, quindi mercoledì si partiva e giovedì stavamo lì, poi giovedì domenica, quindi erano sempre questi fine settimana. Sì, sì, la zuppa di trippa, avvocate.
era buona, però oggi zuppa di verze, domani e che a me Jasmine, che è più forte di me, non mi piace proprio. Pensare che l'ananas sulla pizza, cioè proprio io sono incompatibile. Diciamo, non la roba dolce col salato non mi va, è più forte di me. È impossibile, o salato o dolce deve essere, non posso mischiare i due gusti, è più forte di me. Quindi se mangiamo dolce è bene, se mangiamo salato, salato, ma unire le due cose no, anche se mi piace. No, no, però ci sono passato, eh. In effetti sono passato dappertutto, ragazzi, in Italia, quindi purtroppo le fiere andavano fatte in diciamo, nelle città più grandicelli come Crotone, Catanzaro, ma come pure Roma, la Puglia, andavamo diciamo, nelle città più grandi. No, no, per l'amor di Dio, pure diciamo, però l'ananas l'ho mangiata in Finlandia, l'ho mangiata, no, l'ho vista fare. In Finlandia c'hanno sta mania di mettere sta ananas sulla pizza, che è una cosa esagerata. L'ho visto in Norvegia. Ad esempio in Finlandia, ragazzi, non si mangia bene. In Finlandia si mangia salmone, baccalà e patane. Questo è il loro piatto tradizionale. Cioè, oltre di questo non vai, cioè, giri e giri si mangia sempre quello. Fai salmone arrostito, e fai baccalà d'insalata, e fai baccalà fritto. In Piemonte ci sono di casa, a Torino, proprio sono di casa proprio. Il Piemonte lo conosco come Salerno, quindi perfettamente proprio, partendo da tutti i lati che vuoi, quindi Cuneo, Bardonecchia, Rivoli, Collegno, Rosta, tutto lo conosco bene, posso andarci a piedi. No, sì, sì, ci sono stato, sì, sì. Sono stato a Piazza Solferino a fare la fiera, siamo stati ai Giardini Reali alla Sindone, sono stato da per Torino, lo so, Piazza Castello, Rivoli, il castello di Rivolo sono andato a vedere. Sì, sì, io sono stato proprio io, un giorno ma sono andato così per puro caso, ci siamo imbattuti, siamo arrivati sul castello di Rivoli, quindi poi ci stava un cannocchiale, ho detto ma che è sto coso qua? Si doveva mettere 1 euro, ci stava l'imbroglio per vedere poi tutto il Piemonte, diciamo, Torino da sopra. Quindi era pieno di coppiette poi al finale. Io sono andato con un'amica, però che ne sapevo che là erano tutte coppiette, però siamo andati lo stesso, che ci importa. Stavo con un'amica di lavoro e si vedeva tutto il corso Venaria, diciamo, con sto binocolo che devi mettere l'euro però dentro, quindi che imbroglio che fanno, pure là stanno peggio di qua. Mettevi l'euro nel cannocchiale e guardavi tutta corso Francia. Sì, 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 lo so, Marco. Io ho visto tutto il corso Francia da lì, mi ricordo, e corso Venaria. No, perché Diego? Sì, sì, lo so, Efrasia. Lo so, Jasmine, lo so, già l'ho visto, non ti preoccupare, già lo tengo sotto osservazione, quindi so che sicuramente non sarà lui. Lo sto contenendo io, quello non ha capito Diego che deve stare bene e non offendere nessuno, se no lo banno direttamente. Quindi in time out l'ho messo io, Diego, quindi se fai il piacere di andartene non ti fa bloccare perché non voglio, quindi una cosa è giocare, una cosa è offendere. Non lo so, avvocato, perché io ripeto, io non guardo, però io tengo giustamente ordine da YouTube di non far offendere, capisci? Quindi o lo faccio io o lo fanno loro, quindi è meglio che lo faccio io perché dopo, capi, dicono perché non hai tolto il commento, perché non hai fatto questo, capi? Dopo ti scrivono che il canale deve stare bello pulito, senza brutte parole, e quindi lo tolgono loro poi il commento, capisci? Allora, prima che lo fanno loro, lo faccio io.
Diciamo ragazzi che oggi qua il tempo è un po' stranino, però speriamo che non piove, credo di no. Anzi no ragazzi, vi do proprio una bella notizia qua. Beh, ve lo faccio proprio in tempo reale ragazzi. Sta piovendo ragazzi, io pensavo che era nuvoloso. Guarda qua ragazzi, qua piove. Anzi, io pensavo che era nuvoloso ragazzi. Invece piove. Mi ero affacciato poco fa e non pioveva, bah. Ora sto facendo questa diretta da 35 minuti e improvvisamente, raga, qua non dico che piove forte, però non è che sto solo. Guarda, io mi sono affacciato prima dalla cucina era detto che è tempo scemo. Mo' ho alzato la persiana qua nella stanzetta e vedi, è bagnato. Eccola qui, è lì, in effetti è dietro questa montagna, Andorì. Dietro questa montagna ci sta la costiera amalfitana. Dritta a noi invece c'è la lungomare dove vedi questo maltempo. Lì sotto ci sta la lungomare di Salerno. Diciamo che in linea d'aria io sto di fronte alla ruota panoramica, quella di Salerno che sta sulla Concordia, quindi al centro di Salerno proprio. Guardate ragazzi, io pensavo che era bel tempo, infatti ho detto ragazzi il tempo è scemo fuori, ho detto è nuvoloso, però poi stavo facendo la diretta, ho detto ma fammi alzare la persiana e ho visto che è bagnato qua il tetto sul palazzo. Ciao Sabrina, buona giornata. I nuvoloni ci stanno ragazzi, quindi sarà una bella giornata, va? Vedete, da qui è Napoli ad esempio, in questa direzione qua è Napoli. Invece da quest'altra parte, diciamo, è un Cava dei Tirreni, sì, sì. È Molina, Vietri sul mare, là è bello proprio, lì. Pure a te, Marco, maledì, ma no, io pensavo che era nuvolosa, la verità, mai che pioveva. Mo' mi sono accorto, mentre facevo la diretta, ho visto che sentivo qualcosa tipo goccioline, sa? Ho detto, ma fammi vedere. E che dobbiamo fare? Un'altra giornata brutta, mamma mia. Però non fa freddo, ragazzi, la verità, eh. Quindi non è che sarà pure brutto tempo, però non fa freddo, la verità. Sì, sì, Marco, quindi diciamo che è nata brutta giornata, eh. Vabbè, ragazzi, vi auguro buon proseguimento. Ci sentiamo dopo sul canale, dai. Mi vado a fare un bel caffettino e scendo un attimo e vediamo che cosa mangiare oggi. Quindi oggi ci vuole qualche cosa di caldo, quindi questo tempo qua, qualche cosa di sfizioso. Avvocato, che cucini tu, dai? Dai un consiglio, dai. Basta che non metto dolce a mezzo. Salato. Che cucini di bello tu oggi? Mo vedo. Noi non sai manco tu, quindi stiamo tutti inguaiati allora. Qua a sorpresa. Non lo so, qualcosa di caldo sicuramente. Mo vediamo, boh. In effetti qua. Ciao Jasmine, buona giornata. Quindi vediamo che riusciamo a fare. Sì, sì, Diego, sì, sai che cos'è? Che io dopo ho problemi, non ho problemi con YouTube. Quando mettono. È fatta la torta, te pare. Quando mettono dei commenti così dopo, YouTube mi richiama e dice di toglierli. Quindi onde evitare di toglierli, io lo faccio prima che pubblico, perché questo qua, adesso questo video viene analizzato e poi pubblicato, capisci? Allora non voglio che dopo devo rimuovere qualche commento e tutto. Diciamo che si sono fatti un po' più severi rispetto agli altri anni, quindi devo vedere quando scrivono brutto. Quindi eliminarlo subito e poi quello dopo quando io finisco la diretta lo elaborano, capì? Vabbè ragazzi, scappo che hanno citofonato, vediamo chi è, boh. Ciao a tutti.